Vediamo un poco. Esce e poi entra di nuovo. Allora, vedete adesso mi sentite? Ragazzi, mi sentite? Signore e signori, mi sentite? Vediamo. Si sente? Non lo so, ho tolto il bottone. Ciao Maurizio Barbieri, un bacio. Stacca di nuovo. No, dammi, metti la canzone. No, non si sente, Franco. Metti. Dicono che non si sente. Vediamo se si sente adesso, per favore. Si sente, Franco, a posto. Buongiorno a tutti. Fatemi sapere se si sente. Agostino Clementi, Antonio Bruno, Antonietta Rimori. Dedicata per tutte le mamme che stanno in perfetta sintonia stamattina. Auguri mamme. È un'idea che mi è venuta stamattina, ho detto voglio fare una diretta per tutte le mamme che si meritano tutto. Toni Cosentino, Pietro Palazzolo, Corduas Antonio, Mai, Antonietta Rimoli, Arcangelo Tartaglione, Pietro Palazzolo, Raffaele Re. Adesso si sente, grazie Agatino Clementino, Maria Musinici. Ciao Maria, buongiorno Stefano Rinaldi, Peppe Piero Guarino, Cino Nunzio. Un bacio a Toni Cosentino, ragazzi, un bacio. Pasquale Scognamiglio, un bacio. Grasso Caterina. Condividete la diretta, ragazzi. Devo fare gli auguri a tutte le mamme del mondo. Vai, è una sorpresa stamattina che ho fatto. Rosalia, Lovillo Rosalia, Salvatore della Regione, Patrizia Zuppa, un bacio. Corduas Antonio, Agatino Clementi, Toni Cosentino. Si sente adesso? Ok, grazie. Pasquale Scognamiglio, Rosario, Zoe, Vigili Salvatore, Rosa Bianco. Siamo pochi però ragazzi, la sera siamo in più. Lo so, state preparando da mangiare, però devo fare gli auguri a tutte le mamme del mondo. E questa canzone va dedicata per tutte le mamme. Grazie anche a tua moglie, sono Manuela da Palermo, un bacio, Roberta Sabatino, Agatina Cadenti, Anna Maria Moscamiglio, Diego Bellante, Pietro Palazzolo. Vai, seguite questa bella canzone, dedicata per tutte le mamme del mondo stamattina, solo per le mamme, ok? Io sto fuori al terrazzo, perché la mia cara Katia intrattiene le sole. Ernesto Cuciniello, buongiorno, auguri a tua moglie. Tanti auguri signora di Cuciniello. Buongiorno e buona domenica, Cinzia Lobue. Condividete la diretta, siamo pochi, Salvatore della Regione. Un bacio, grazie pure da tuo Totò. Raffaele, buongiorno, Raffaele Re, Pietro Palazzolo. Luigi Castaldo, ciao Luigi di Salvatore, grazie per le stelle, il Salvatelle. Melo Forte, io ve la rimetto questa canzone. Eccola qua. Un bacio anche alle mamme che non ce l'hanno fatto più. Un bacio a tutte le mamme che stanno in paradiso, anche da Katia. Maria Musumeci, auguri pure a te e a tua mamma. Condividete la diretta ragazzi, vai, mi sto divertendo stamattina. Ascoltatevi questa canzone, Carduas Antonio, grazie per le stelle. Grazie.
Pasquale Spogliamiglio, sono Pasquale che sta a Villaccia, ciao Pasquale, un bacio a tutto il Villaccio Coppola, un bacio a tutte le mamme, questa diretta espressamente per tutte le mamme del mondo, ragazzi, un bacio a tutte le mamme, lo so che state preparando da mangiare, Patrizia del Monaco, si sposa di mano, grazie. l'amica chissà se va bene, Antonio. che niente a nessuno, stasera mi sente. Mare di mai. Grazie sempre. Grazie. Ciao Stefano Rinaldi. Delle piante, delle linee, andate alla rotonda piazzale e un vivaio. Un giorno grande bacio a tutte le mamme, stanno insieme e si guardano dalla sera. Purtroppo pure mia madre si guarda dalla sera. Un bacio a tutte le mamme del mondo, ragazzi. La foto di Toscana stamattina, no? Un bacio a tutti che stanno insieme e quelli che stanno ancora con noi. Amate le vostre madri. Ragazzi, Ma va se stilla per due note dicere grazie che mi seguite sempre con le mie dirette. Io ve la rimetto sta canzone perché è proprio bella. No, che è successo? Aiuto, aiuto. Aspetta, l'ho trovata, eccola qua. Stamattina va già a buffet, mamma, buongiorno da Gigi Vesiliano. Ciao Gigi. Sì, anche. Un bacio a tutte le mamme che stanno nelle case di cura e un bacio a tutte le mamme che stanno pure nelle case circondariali, ok? Questa diretta è per tutte le mamme del mondo. Io sono Franco Moreno, per qualcuno che non mi conosce. Stamattina sentite la canzone, va. Antonio Lo Spinoso mi dice Franco, fai sentire poi le canzoni, vai. La mia Calia sta facendo le operazioni casalinghe. Ciao Maria Musuneci. L'amica chissà se va bene, non crede più a niente, a nessuno, stasera. Adesso, dopo vi faccio vedere in diretta un poco di Vesuvio di Napoli, vi faccio vedere dove abito io, c'ho un terrazzo che vede il Vesuvio, vede Ischia, vede Capri, vede la montagna Caito, quanto c'è bel tempo, si vede pure Ventotene, Ponza. Maestro, non presentarci, conosce il maestro Franco Moreno, va benissimo, però per qualche mamma che non mi conosce, un bacio a tutte le mamme del mondo.
Mamme, auguri, mamme, auguri. E mentre ti chiamo Rocco Minniti, un bacio. Com'è bella questa parola, mamma. Che bella parola. La parola mamma è bella quando si dice come pure figli. Bello. Gran bella canzone del grande Russo. Carmela De Rosa, un bacio. Allora. È cantata pure da Salva Vinci, come no? Chi è che non ha cantato questa canzone? Si è cantata in tutto il mondo, in tutte le lingue. Perciò la canzone napoletana è storia. L'amore, fermezza nell'amore. Un amico non era sincero, ritorna marito sto cuore, e io torno piagnendo. Un bacio a tutti, mamme, auguri. Sarà il labbra buioso di dice mamma. Salvatore Patuano, un bacio, Gaetano Albanese. Gennaro D'Ambrogio, un bacio a Palermo, un bacio a Napoli, all'Italia, al mondo intero. Violetta Contino, un bacio, grazie. Natale Michele, grazie, un bacio alla Germania, a tutti gli amici che stanno in Germania. Rita Meli, buona domenica a te famiglia, grazie. Lo so che state preparando da mangiare, lo so che state preparando ai vostri figli. Giovanna Gurizzi, grazie. Marco Romano, ciao Marco Romano, un bacio a tuo papà, un bacio a Maurizio Barbieri, Maurizio Greco, Anna Maria Cafiero, Anna Mauro, un bacio a tutti, condividete la diretta. Guardate come lo faccio a brillare, le cose che mi vengono in mente. Io per un minuto non mi faccio vedere, vado a fare una cosa bella, vi devo far vedere una cosa tipo televisione, no? Allora, aspettate. Mi voglio organizzare, voglio vedere se ci riesco. Aspettate un po', vediamo se ci riesco. Ruota di dispositivo, eccolo qua. Vediamo se ci riesco. Allora, aspettate un po', voglio farvi vedere una cosa bella. Allora, aspettate, guardate come faccio prima. Aspetta, mi organizzo io. Quello che succede, non lo so. Però, no, cade in mano innanzi alla telecamera. Allora, vado a fare sentire questa canzone con la bella veduta di Napoli. Allora, vediamo se ci riesco. Aspettate, sto facendo un macello stamattina. Aspettate, Katia, vedi, forse si è abbassato il volume, aiutami. Vai, non si vede niente, no, non ti vedi tu. Ragazzi, aspettate, faccio una cosa bella. A già fare una ripresa tipo, non lo so se ci riesco.
Aspettate, girate raga, eccolo qua. Adesso devi alzare il volume forse. Ecco qua. Godetevi questa canzone così, guardate. Io vi faccio vedere il Vesuvio da casa mia. Guardate Napoli. Per tutti gli amici emigrati che stanno all'estero. Questa qua è Ischia. Godetevi la nostra città. Il Vesuvio. Per tutte quelle mamme che hanno i figli fuori all'estero. Un bacio al Natale Michele dalla Germania. Vedete, questo è il Casertano. Laggiù le montagne del Casertano. Ditemi se sono bravo a fare le riprese. Il nostro Vesuvio. Poi ci sta la montagna di Faito. Eccola qua. La montagna del Monte di Procida. Poi andiamo verso Ischia. L'amica chissà se va bene, non crede più a niente, a nessuno. Stasera se vedete qualcosa in mezzo è tutto in diretta. Vedete? E qua c'è la pineta e dopo la pineta c'è il mare. Là di fronte quando c'è il buon tempo c'è la bella isola di Ventotene. Vedete? E quelle montagne là sono di Caeta, Formia. Vedete? E questo è il mio terrazzo. Per tutte le mamme del mondo, questo è il 036. Agatino Clementi, lo volevo Vesuvio, Clementino, eccolo qua, eccolo il Vesuvio. Guardate quanto è bello sto Vesuvio. Eccolo il Vesuvio. Giuro l'ama, un bacio. Giovanna Caronia, Roberto Di Giovanna. Ecco Katia alle opere. Guardate che macello. Dedicato per tutte le mamme del mondo. Mamme, vi faccio vedere il Vesuvio. Per tutti gli amici che stanno all'estero, i nostri amici napoletani, siciliani, questa è la nostra Napoli. Buongiorno Siciliano. Buongiorno mamme.
Questo è il posto dove io scrivo le canzoni. A Catino ho prenato dove sei, sì. Sì, a Catino, sì, il Vesuvio. Gennaro D'Ambrosio, un bacio. Un amore si sposa di mano, l'amica chissà siamo bene, non credere più a niente, a nessuno, stasera mi sento Salvatore Rosi Ferruccia, Ciro da Palermo, Vincenzo Rigione, Giusy Lama, un bacio ragazzi a tutti, auguri a tutte le mamme, un bacio alla figlia di Giusy Lama che oggi è il suo compleanno, Pasquale Pellecchi e Michela, auguri a tutte le mamme del mondo, sono d'accordo con te. Vi faccio vedere una tavola dove Vesuvio, eccolo qua. e mentre ti chiamo, mi va a stillare per tue note, per dicere Gianni Bologna, pelletteria da Ciro e Maria. È un posto non posso dire pelletteria, è pericoloso. Comunque è Napoli. Rosario Palombo. Un saluto alla mia vecchiarella che ti sta sentendo. Ciao. Chiama Anna detta a Ricciulel. Ciao Ricciulè, ti voglio bene. Ragazzi, questa è una puntata prettamente per tutte le mamme. Ditemi se volete vedere il panorama o volete che giro la telecamera verso di me. Un bacio a tutte le mamme del mondo, con che vuoi aggiufat. Ragazzi, un bacio, sono Franco Moreno, vi sto trasmettendo una diretta stamattina un poco particolare. Chi ne vuoi? Non lo so. Saluto a mio marito Gaetano, Emanuela D'Amico, buongiorno, Francesca Giffone, sei un grande da Ponte Cagnano è pure bella, sono stati a Peppa Seccia a Ponte Cagnano, bello. Michele Vanessa Maisano, buongiorno Moreno dalla Sicilia, un bacio. Da Sicilia. Bed Picciotto, buongiorno. Auguri ai miei cugini, Maria Francesca. Ma gli auguri alla mamma siciliana, vai. Mazzi auguri. Sango. Un bacio. Giusy Lama, un bacio. Grazie per il bel regalo che mi hai fatto stamattina. Auguri a tutte le mogli. È chiaro, le mogli, le mamme. Sono stato un anno a Napoli nel 8 militare a Piazza Plebiscito, Palazzo Salerno, un braccio da Catania. Grazie. Vai ragazzi, vai, condividete la diretta. Fatevi vedere, fatevi sentire. Questa è Ischia. Poi qua al centro, vedete che non si intravede, c'è Procita. E poi di fronte là c'è Capri. E poi se giro vado verso il Vesuvio. Troviamo il Monte Faito, il Vesuvio e poi tutte le montagne del Casertano Avellinese. A lì lo conosco a zio Marittiel, o padrino del maestro Mario Trevi. Sì, Carmela Riccio, ciao, buona domenica. Ragazzi, è una diretta, sei il mio idolo da sempre, sei una persona umilissima. L'umiltà è l'anima dell'essere umano. Ricordatevi che il Signore nostro Dio, il Figlio Gesù, andava per le case a predicare con un paio di santoli e con una bella coperta addosso. E c'era gente che non lo faceva entrare. E lui con umiltà se ne andava. Gesù.
figuratevi il resto dell'essere umano che siamo. La cosa più bella è la mamma e i figli. Palermitana è, palermitana. Auguri di mamma U e Enzuccio a Canfora, grande zio Franco. Sono cresciuto tra pane, acqua e le tue canzoni. Jenny Bologna, Susi Lista, buona domenica, grazie pure a te. Rosalia Magna Seps. Davide Zaccarì, Franco sei forte, bravo. Grazie, grazie, grazie. Allora, una diretta sempre per tutte le mamme del mondo. Allora, un saluto, Giusy Lama, mi saluti mio marito Ciro, sì, ciao Cerozzo, Antonio e Tina Riccio, Flora Gegli, Luigi di Salvatore, grazie per il stellatello, Salvatore, grazie, sei un amico. Marghe di Napoli, Mariana Di Lorenzo, Pasquale Pelletti e Michela, Bruno De Stefano, un bacio a Zaccaria, Filomena Fiorillo. Condividete la diretta ragazzi, questa è una diretta soltanto per le mamme, per quelle che stanno con noi e per tutte le mamme che stanno in paradiso. Vedete? Non è una diretta pubblicitaria, è una diretta che mi sento di fare per tutte le mamme del mondo. Questa è una canzone di Vincenzo Russo, scritta da un grande maestro. Rosetta Martorana, un bacio. Che Dio ti benedica, grazie pure a te e vi benedica a tutti. Maurizio Itria, Capaccio, Pestum, bella Pestum. Ristorante Royal, grande, bello. Come prendo le stelle per mandartele? No Such, Clementi, Agatina Clementi, non lo so come si fa. So che mi arrivano queste stelle, ma non lo so che cos'è e come si fa. Roberta Di Giovanni, Mariana Di Lorenzo, grazie, un bacio a Benevento. Ragazzi, questa diretta è per le vostre mamme. Pensate che oggi le vostre mamme, nonostante la loro festa, guardate come sono lavoratrici, no? Stanno vicini ai fornelli a preparare da mangiare, mentre noi dovremmo preparare per loro. Però non fa niente. La mamma è sempre la mamma. Una canzone, mia figlia Barbara e il suo fidanzato Armando, Filomena Fiorillo. Un bacio a Barbara e al fidanzato Armando. Allora Davide Zaccari dice bella zona, ma dove stai? Non può sapere, non lo puoi sapere. Ti posso dire muto sogno. Maurizio Itria, un bacio, grazie per le stelletelle. Maurizio Itria, la gente vuole sapere come si fa per mandare le stelletelle, io non lo so, ma tu come fai? Boh. Vittorio Verde, un abbraccio Salvatore, un bacio, grazie. Adesso vi faccio sentire una bella canzone che io dedicai a mia mamma. Se la volete sentire, questa qua è di Vincenzo Russo. Aspetta. Davide Zaccari, Franco, se vuoi cantare Pino Daniele. E chi lo sa cantare Pino Daniele? Posso dire sapesse cantare come Pino Daniele. Grazie Pasquale Di Santo, grazie a Mariana Di Lorenzo. Allora, mo faccio sentire una bella canzone che io ho fatto per mia mamma, una mamma che si addormenta e io pensavo che non erano un suono. Patrizia Zuppa, giù ci sono, che è? Giù ci sono? No, Gioletta che cosa ha detto?
Giuseppe Nicolosi, un saluto da Catania, un bacio a Mariana Di Lorenzo, Bruno Sabino. Allora. Quando sei pronto io già ce l'ho. Wow, la regia mia è veloce. Gianfranco Bufalino, grazie per le stelletelle. Gianfranco Bufalino, una signora vuole sapere come si fa a mandare le stelletelle, io non lo so. Deve pigiare sul mi piace. Ah, devi pigiare sul mi piace? Sì, e escono le stelle. Ecco. Maria Musumeci è una zona di sogno. Grazie Maria. Maria, pure dove stai tu è bella, Paternò. Un bacio a Paternò, un bacio a Catania, una bella terra, un bacio a Bacheria, un bacio a tutta la Sicilia. Ragazzi, questo è Napoli, questo è il Vesuvio, vedete? Anche un bacio a tutto Napoli. Io non lo so come si fa, come si fa per accostare più il Vesuvio, però... devi spostare la telecamera. Ma verrà a finire che faccio un sacco di guai. Buongiorno, Salvatore Architravo e Peppino Russo, aveva ragione. Peppe Russo. Allora, preparo io mia mamma perché può muovere è allettata. Ringrazio di... Allora, un bacio a questo ragazzo che ha la mamma allettata. Grazie, un bacio a Salvatore Architravo, mio nipote, che subito mi ha corretto. E Peppe Russo, hai ragione. Un bacio Salvatore, un bacio Angela. Sai che cos'è? Che io... Peppo Russo, mi ricordo perché sta un bel ristorante a Aversa, Peppo Russo, che si mangia bene, Nello Visciano, Giuseppe Nicolosi. Ragazzi, condividete la diretta, facciamoci vedere Napoli a tutti gli amici che stanno in Germania, in Francia, in Inghilterra, in Belgio, chi sta a Palermo, chi sta a Milano, chi sta a Torino. Vedete, questa qua, questo è il mare. Di fronte a me là ci dovrebbe stare, ma non si vede. Dove sta? Dove sta il telefono? Ah, aspetta, no. No, non ti preoccupare. Com'è bello però fare la diretta così, sai? Stamattina volevo fare Oscar Di Maio, non ha voluto venire. Allora, Davide Zaccari, che Sicilia, bella la Sicilia, voglio... Bella no, Sicilia. Non mi toccare la Sicilia, capisci? Perché mi piace assai. Maestra, auguri per tutte le mamme del mondo, anche alla vostra mamma e alla mia mamma dei nostri figli. Grazie. Un caro saluto a tutti in sintonia. Toni Mirante, ciao Toni. Un bacio a tua moglie, a tua figlia e a tutte le mamme che stanno in perfetta sintonia. Guardate che diretta stamattina. Magari la cartolina in Napoli. Metti. Posso? Vai. Adesso vi faccio ascoltare questa qua della mia sulla tua e non ho letto. Siete velocissimi. Erve Luigi Di Salvatore, Patrizia Zuppa, Morena, le stelletelle stanno dove stanno i cuoricini e si inviano. Dammi. Eccola qua. Poi la faccio sentire, ma il mamma ricarcerata è triste. Mettiamo le canzoni belle oggi. Franco, per favore, un bacio grande al fratello Alfonso Lama. Raffaele Re. Per adesso conviene mangiare tutto dentro, sì. Rosa Barone, un bacio. Gianfranco Bufalino. Maestro, mia mamma è di Napoli del Vomero. Bello. Il Vomero. Ragazzi, se volete che giro la telecamera da parte mia me lo dite, o è più bello fare così la diretta? È bello. San Giorgio, a Maria Rosaria, un bacio, Luigi Di Salvatore. Esposito Fausto, da Pescara. Condividete, siamo pochi, 118. Io ho 118 persone in diretta e ho 91.000 persone che ci stanno guardando. Fausto Esposito, Carlo Boemi, buona domenica a voi. Davide Zaccari, Franco, ci sentiamo più tardi. Adesso vado a comprare un po' una bistecca. Bravo, vai, buon appetito e buona festa delle mamme a tutte le mamme del mondo, ragazzi. Stamattina non mi interessa di farmi vedere. Andrea Terracciano, maestro, io sono cresciuto con le vostre canzoni, non ne ho riuscito a leggere. Un bacio Zaccari, un bacio. Franco Giacioppo, un bacio. Filomena Fiorillo, grazie per le stelletelle. Ancora stelletelle Fiorillo, grazie. Assunta Di Giovanni, buongiorno, un bacio da Cremona. Emanuela D'Amico, bellissimo, mi sento già Napoli. Eccola qua la tua Napoli, quando dicete queste cose mi fate emozionare, mi dovete credere. Ragazzi,
non mi interessa di girare la telecamera verso di me, sapete perché? Perché a me mi potete vedere quando volete, ma Napoli, chi sta lontano, la vede ogni tanto, ecco ve la faccio vedere io. Questo è il Vesuvio. Girando così andiamo verso il Monte Faito, poi girando ancora andiamo a Catina Clementi, grazie le stelle, andiamo verso Capri e poi spostandomi così si intravede Ischia. Gianfranco Bufalina, grazie per le stelletelle. Bruno Sabino, beato chi c'ha la mamma, sì è vero. Carlo Boemio, Zaccaria, buon appetito, ciao, un bacio. Valentina Conti, buongiorno. Questa qua è Ischia. Poi qualche giorno faccio una bella diretta quando c'è il sole. Giussi Lama, Franco, un bacio a mio fratello Alfonso Lama e a tutta la famiglia Lama. Qualche giorno faccio una diretta quando c'è il sole e vi faccio vedere che spettacolo che è Napoli. Napoli, che nessuno me ne voglia, io amo tutto il mondo. Pietro Lupo, buongiorno, buona domenica. Giuseppe Nicolosi, un bacio, grazie. Filomena Fiorillo, grazie. La figlia era Barbara. Luigi Di Salvatore, grazie per le stelletelle. Una canzone dedicata a mia figlia Barbara, sì. Meschisi Giuseppe, un bacio a Palermo. Francesco Lorusso, vi cambio le auguri, grazie. Un bacio a tutte le mamme, a tutti i mamme del mondo. Ui, mamma, Maronna, che paura che mi hai fatto mettere. Napoli, la più bella città della terra. No, niente. Però pure la Sicilia è bella. Vieni, Amba. Grazie pure a tua mamma, grazie. Ciao Salvatore, buongiorno Domenico Girarrosto Ottaviano, un bacio. Ciao grande amico mio. Tavoletta, Giovanni La Placca, Giuseppe Nicolosi. Vai, vai, Katia, mi metti un poco quella lì. Regia, prego. Mamma, se passa nel labbro due volte. Peppe Russo, per tutte le mamme del mondo. Ragazzi, qualcuno che non mi vede dice, ma chi è che parla? Sono Franco Moreno e sto facendo una bella diretta a Gianfranco Bufalino, ma Napoli e Napoli, è vero, hai ragione. Ciao Salvatore, buongiorno Domenico Giraroste. Ciao Domenico Pizzo, un bacio a te e tuo padre. Allora, Nicola Mottola, buongiorno, fai... No, non ho letto, purtroppo è volato il messaggio. Ragazzi, condividete questa diretta che è per tutte le mamme del mondo. Ecco, ascoltatela sta canzone. Antonio Spigorando, Franco, mamma Carolina, Mariella Greco, buona domenica da Pantelleria. Ciao Mariella. Un bacio anche a Anna, la fidanzata di Domenica e la nonna con non serve. Un bacio, un bacio. Ritorna Marietta, sto cuore, e io torno, ci Aletta, un bacio, Ciro Cantone, un forte abbraccio alla famiglia Cantone, a più bella famiglia del mondo. Giuseppe Nicolosi, buonanima di mio padre, non ho letto. Ragazzi, non potete sapere come sono veloci questi messaggi, sono terribili. Coardo Sant'Antonio, come mi manca la mia città, hai ragione. Franco De Dili, auguri per la diretta. Maurizio Palumbo da Palermo, Giussi Lama, Nino Golia ci sta guardando. Ciao grande autore, sei un grande. Antonio Del Prete, un bacio a tutte le mamme. Mica Mottola, buongiorno Franco, fai gli auguri a mia mamma Patrizia Zuppa. Ciao Patrizia Zuppa e a tutte le mamme. Giuseppe Nicolosi, un bacio. Sentite un po' di musica. Giussi Lama, un bacio da Versa e a tutta la famiglia Lama. Maria Russo, buongiorno Franco Katia. Fedele Marotta, buongiorno Franco, un abbraccio alla famiglia Marotta, un bacio. Stasera mi sento. Mi sento proprio un regista stamattina. Salvatore Artifravo, dimmi se posso fare il regista video. La mano
fermo, no, mi devo comprare quella massa. Un bacio a Oscar Di Maio, Cafone. Oscar, mi manchi, vedete? Lei sta alle opere, guardate, pure le opere. Vai, condividete. Questo è il mio posto dove io faccio le mie canzoni, Un bacio a tutti, Luigi Santa Maria, Emanuele D'Amico. Vedete, mi sto portando a passeggio stamattina. Ditemi se vi piace questa diretta, vai, fatemi un commento. Anna Maria Cafiero, grazie Anna Maria Cafiero. Vai, balliamo pure. Angela Visciano. Luigi Ricci, Mariana De Lorenzo, fai gli auguri alla mia mamma. Auguri mamma di Lorenza, di Marianna voglio dire. E allora. Aspettate tra poco che ci fatto una toaglia. Non lo so. Aiutami un poco. Mi vuoi mettere questa qua? Guarda, questa. Allora, io adesso voglio regalarvi un'altra bella canzone che va dedicata. Allora, fai gli auguri alla mia mamma, Franco Dedilectus. Ottimo, bravo. Una canzone portata a grande amore, dopo 25 anni siamo ancora in una coppia fantastica loredana. Un bacio Antonio, auguri. Carlo Boemio. Ragazzi, ditevi se vi piace la diretta fatta così, perché se vi piace io mi organizzo con i miei amici. Sì, mi piace, è bellissima diretta. Oh, bella. Grazie Rosalia. Grazie. Sapete perché? Perché mi diverto con i miei amici, li invito qua sul mio terrazzo, amici, colleghi, cantanti. Il mio preferito è Oscar Di Maio. E ci divertiamo. Facciamo delle dirette da qua. Sei pronto? Aspetta. Faccio partire io. Ma allora, sempre guai. Lo so. Allora, voglio dirvi, tutto quello che tu è bello. Ah, grazie. Sì, è bellissima diretta. Grazie, Franco, abito al Vomero, mi chiamo e non riesco a leggere i messaggi lunghi. Ciro Carozzi dalla Sardegna, Violetta Contino, sì, mi piace, è bellissima. Fate, commentate, è bellissima, Barone dice. Barù, se faccio una diretta la faccio qua, guarda, con i miei amici, con i nostri telefonini, no? Ci mettiamo tutti qua con i telefonini senza andare più in televisione, no? Da casa nostra. Mi metto con i miei amici e dico, ragazzi, puntiamo i telefonini, vedete se vi piace questa scena. Vedete? La scenografia che io vorrei fare le dirette dal mio terrazzo è questa qua. Che ne dite? Fatemi sapere che io mi organizzo. La prima cosa già fa venire Oscar Di Maio. Sì, mi piace molto, dice, beh, l'ama. Però, già lo dico in partenza, Oscar Di Maio, se deve venire a casa mia, siccome che Oscar Di Maio mangia troppo, io ti offro soltanto salsicce, una fettina di carne, arrosto, spaghetti alle vongole, gamberoni alla brace, aragosta, astice, il resto te lo devi portare tu. Ti voglio bene. Ciro Carrozzi, Salvatore, ho lavorato con te. Ciao Ciro, un bacio. Coardus Antonio. Franco, allora Anna Maria Cafiero, Ciro Carrozzi o caporeparto. Sì, mi ricordo, Emanuele D'Amico, bello, sì, Giussi Lama, sì, è bellissimo. E poi ci facciamo pure le dette, pensate la sera quanto è bello qua. Allora, saluti a Lucia Nolina Ferraiolo Castelvolturno, Luigi Cricchio, Raffaele Re, Giussi Lama, condividete la diretta ragazzi, Teresa Scutella un bacio, Franco che città è questa, dove stai facendo la diretta? Non posso dire. Mota, non parlare, picciuttietto. Comunque è zona Napoli, però non ti dico il posto, cioè, giusto per riservatezza. Franco, mi potresti fare ascoltare una canzone chiama Mbazzuti bene? Sì, pure quella pure è dedicata alla mamma, eternamente e soltanto
Ragazzi, questi messaggi così lunghi non li riesco a leggere. Katia Abete, vorrei dedicare Come te pensi. No, non lo posso fare perché è una canzone, è una diretta soltanto per le mamme. Allora, bellissima manciata, Oriste Manciari, Giulia Manzone, Sei unico, Michi Di Stefano. Guardate com'è bello sto Vesuvio, guardate, guardate, guardate. Io perché non so fare i primi piani, se qua ci sarebbe mio nipote Salvatore Architravo, noi facessimo una cosa tipo Rai 1 da questo terrazzo mio. Bellissima idea, Franco, una bella diretta, sì. Mo mi organizzo con gli amici miei, il primo ospite sarà con me Oscar Di Maio e poi Anthony Merola, un bacio, ciao Anthony, un bacio a te e tanti auguri a tua moglie. Grande artista Anthony Merola, mi piace. Un bacio pure a Salvatore Merola. Anthony, tu che stai a Genova, ti faccio vedere un Vesuvio, ti mando in diretta. Auguri a tutte le mamme del mondo, Gianluca Bucci, Giuseppe Nicolosi. Franco, potresti fare gli auguri a mia madre? Come no? Mamma di Nicolosi Giuseppe, tanti auguri. Raffaele Orre, hai capito? Orre, la verità non ha già capito. Raffaele ha già capito Orre, però non mi capito, non ho capito. Anna Russana. Core mie, come stai Anna Russana? Un bacio a Gianni Sacco che sta ricoverato, ti mando un bacio e con una pronta guarigione. Maestro, io e tuo nipote siamo cresciuti insieme con Gianluca. Un bacio, Antonio. Angela Grimaldi, un saluto alla Sicilia. Lassù, un bacio pure a tua mamma che non c'è più, lo so, lo so. Mi dispiace tanto per tutte le mamme che non ci sono più. Hai fatto una sorpresa a noi mamme, grazie Franco. Sì, vi giuro e vi obbligo di credermi, non è di mio carattere fare tutte queste dirette. Te è il Vesuvio e io Etna, è vero, è vero. Gianfranco Bufalino, l'Etna pure è bella, specialmente quando si fa pieno di neve. A noi arriva ogni tanto la neve qua, invece sull'Etna c'è quasi sempre. E poi io l'ho visto in eruttazione l'Etna e vi posso dire, al di là che fa paura, però è una bella sensazione perché sappiamo che non ci succede niente. Ma non sia mai un Vesuvio che fa qualcosa del genere. Che mi mettesse paura. Allora, vuoi dire qualcosa in siciliano? Bedda stida. Bed picciotto, mizzica. Un bacio. A tutti i magi siciliani, auguri. E anche a tutto il mondo comunque. Giuseppe Nicolosi, mia mamma si chiama Nunzia. Ciao. Un bacio da Giuseppe Nicolosi a tua mamma, tanti auguri Nunzia. Allora, Yolanda Di Gennaro, Franco da Perugia, un bacio. Pasquale La Spina. Ma metti questa canzone? Sì. Allora, questa qui va dedicata per tutte le mamme dei carcerati, chi ha i figli nei carceri. Però io non la volevo mettere, sapete perché? Perché è triste, no? Non vi voglio far piangere, perché guardate che bella diretta che stiamo facendo. Grazie ricambio, ma anche Franco tranquillo, fra un po' vengo giù, vengo a trovarti. Anthony Merola, un bacio. Ciao Anthony, un bacio. Allora. Carlo Pecorelli, un saluto da Villabate, bella. Un bacio a Villabate. Villabate è un paese che io cerco una casa a Villabate e non la riesco a trovare, ma com'è possibile? È tutto occupato Villabate. Trovatemi una casetta a Villabate, piccolina, una mansardina. Allora, maestra, ma basta, la potete mettere? No, non la posso mettere perché stamattina è dedicato soltanto a tutte le mamme. Poi lunedì, domani sera vi faccio ascoltare la mia diretta e ci divertiamo. Vai, parti. Sei pronto? Vai. Per tutti i carcerati con un presto ritorno a casa. La dedica alla famiglia Romano questa. Ascoltatela. Per tutte le mamme del mondo. E mezzanotte un si addormenta.
sacrifici che fanno le mamme dei carcerati. Questa qui è di Vincenzo Achillo Franco Moreno. Cancella libertà e come tutte mamme portano a croce non sarà pace, non si fa capace erano buono figlio mio. Un bacio a tutte le mamme dei carcerati, tutte. Yolanda De Gennaro, un bacio a Massimo, al marito. Mariano Amore, Mariano Cinesi, un bacio. Cancella libertà, cancella libertà, cancella libertà, fammi tornare a basare. Mina D'Agostino, e io su questa bella frase finale, questo spero, che tutti i ragazzi che stanno nei carceri del mondo possono essere liberi al più presto possibile e spero che ritornano nella nostra società. Entro di me, gentilmente mi fai i saluti amici del Cristiano, Lina Capano, Salvatore Cozzolino. Ok, un bacio, Anthony Merola, Elena Rota, buongiorno. Giuseppe Nicolosi, Franco, a mio padre piaceva la canzone Pronto Mario, la mettiamo domani sera. È soltanto per tutte le mamme. Nicola Cannati ci sta guardando, ciao Nicola. Un bacio alla famiglia Cannata, auguri. E voglio dire a tutta Palermo, se ci stanno ascoltando, portatevi in viale Regione Siciliana, rotonda via Oreto. Via Oreto 4833. Me l'ha imparata a memoria. Andate da Piero Cannata. Allora, vi raccomando, lì trovate sedie a sdraio, lettini, tutto quello che volete, a prezzi buonissimi. Tanto conoscerti, tra poco il mio compleanno, il mio regalo vorrei te. Mina D'Agostino, e devi chiamare a un numero che ti posso dare dopo, oppure te lo do adesso. Devi chiamare al mio segretario Carlo Fedele, 338 83 52 164. Lo chiami e contatti per me. Buona festa della mamma a tutte le mamme da lassù. Un bacio a Luigi, non scendo, perché cazzo? Luigi, grazie per le stelletelle. Nicola Cannata, sei un mitico. Nico, guarda Vesuvio com'è bello, Nico. Nicola, guarda questo Vesuvio e vedi se non somiglia al tuo materiale che c'hai, alle tue sedie a sdraio, lettini, piscine, in via Rotonda. Vioreto, via Regione Siciliana, Rotonda Vioreto. Allora dillo. Piero Cannata. Via Regione Siciliana. Rotonda Vioreto. Numero 4800 e dispari. Non lo so, tu vabbè, lo sai. comunque da Rotonda via Oreto
e trovate Cannata E figli. e figli che vende tutto per il mare. Ciao Russano, auguri! Anna Russana, sei troppo bella, ti voglio bene. Io chiamo Paciaccona Anna Russana. Greco Giovanni, Da Palermo. un bacio a Palermo. Anna Russa, hai visto come è bello Vesuvia? A Russa mi dà urina che non sente. Forse sta dormendo. Un bacio a Alberto Selli, a Lino Tozzi e poi mando un bacio a tutti i cantanti del mondo, a tutte le mamme dei cantanti del mondo. Giuseppe Mazzarelli, buongiorno a tutti, auguri per tutte le mamme. Vai, mettiamo un'altra volta se fa, se sempre- nel labbro sempre e due volte. La voglio dedicare a mia mamma che si chiama Maria. Un bacio mamma. Ciao Maria, buongiorno, Mariano amore. Ragazzi, con questa bella canzone vi saluto. O volete che rimanga un altro poco? Ditemelo. Ditemelo voi perché lo sto congelando fuori del razzo. Mariella Grieco, Nicola Cannata, mamma mia, meglio dell'America. Domani sera la diretta alle 9 domani sera. Ritorna Marietta. Giuseppe Mazzarelli, Moreno, ti aspetto a Palermo, giusto? Sotto potremmo piacere, non preoccupare. Non ti preoccupa, con Cutietto vengo. La lupa! Sei grande, saluti da Versa, Nicola Perfetto. Ma sentite un po' che cosa ha scritto Peppe Russo. Se va nel labbro due volte per dire mamma. Ma come ha fatto? Boh, che poeta. A tutti quelli che non capiscono l'italiano, questa canzone dice si baciano le labbra due volte per dire mamma. Bacio a Stefano Patricola. Insomma, manco il fincione. Cavolo, come si dice? Tu faccio bello spincione! Come dice? Come dice? Tu faccio bello spincione, cavolo! Ciao Endoli. Allora. Anna Tuccillo, ciao Franco, mi mandi un saluto, come no, Tuccillo. Pure perché c'è il nome di un mio grande amico, Tuccillo, cognome. Sindaco, ex sindaco di Merito. Ciro Carrozzi, guardi, un bacio a tutta Merito, è il mio paese natale. A Piazza Freva, a Piazza Opzione, Coppa all'Ummetel, Coppa a Cappella, Rinda Vilo Cimitero, Areta Cupa, Giuseppe Nicolosi, Nicola Cannata, auguri a tutte le mamme. Giuseppe Mazzarelli, sono napoletani che lavorano, è vero, è vero. Allora vi è piaciuta sta diretta così? E questo qua mi mette fuori un razzo dalla mattina alla sera. Luigi di Salvatore, grazie per le stelletelle. Pizzeria Caprese, Giuseppe Mazzarelli, Yolanda Di Gennaro, saluta il cognato Pietro che ascolta sempre le tue canzoni. Un bacio Yolanda Di Gennaro e un bacio al tuo cognato Pietro. Mena Mallardo, mamma, la parola più bella del mondo. La parola più bella del mondo, mamma e figli, che bello. Sentite? Sentite? Ma com'è bello sta canzone? Ma va se stilla per due volte. Ma com'è bello sta canzone? Luigi di Salvatore, grazie. Giuseppe Mazzarelli, figli su Piezze Coro. I figli su Piezze Coro, dice il grande Mario Merola. Un bacio alla famiglia Merola. Un bacio a Stefano Patrico, Patrizia Zuppa, Lino Attanasio. Ciao Lino, un bacio a tua moglie, auguri. Grande, un altro grande artista che sta a Milano e che canta bene. Allora Nicola Cannata dice questa canzone mi commuove, un bacio per Katia e a tutte le mamme. Grazie Nicola, un bacio anche a tua mamma. Ragazzi, allora vi dico che stamattina, aspetta fammi girare le camere, mi stacco sempre, mi puoi salutare. Allora, Yolanda Di Gennaro, ti ho salutato cognato Pietro, Ersina Primavera, non riesco a leggere, sono lunghi i messaggi. Allora ragazzi, Franco ci saluti
Gennaro Boalnelli, il proprietario del Bingo Monte Carlo. Come no? Un bacio a Gennaro. Ciao Gennaro, un bacio forte forte. Stefano Matricolo, buona domenica maestro, auguri a tutte le mamme, auguri pure a tua moglie, a tua mamma e un bacio a tutte le mamme del mondo. Allora, adesso non vi faccio vedere più il Vesuvio, come dite paura, ma vedete me, eh? Se giro la telecamera, Ma tu sei più bello del Vesuvio. non vi mettete paura perché vedete me. Allora preparatevi, il mondo è grande ma le mamme di più, è vero, sono pienamente d'accordo. Sono di San Valentino Torio, il paese degli innamorati, è vero, ho cantato a San Valentino io. Salvatore Sapio, buongiorno, auguri a tutte le mamme. Emanuele D'Amico, i figli sono l'anima del cuore, darei la vita. E a chi lo dice? Io per i figli, tu daresti la vita, io per i miei figli aggerata la vita. Irene sta guardando il video, Irene Sperandeo, ciao, Ersilia Emiliano, allora, canzone della mia terra, Napoli è il mio capoluogo. Dove stai tu Ersilia? Roberta Di Bella, Salvatore Serpente Sapio, sei l'orgoglio di Napoli, l'orgoglio partenopeo, grazie. Allora, Anna Iorio, ciao Franco, Mena Mallardo, mi auguro un giorno posso incontrare e vivrei i miei genitori perché amavano le tue canzoni. Grazie, ti voglio bene. Geppina, Luigi di Salvatore mi ricordo. Allora, Anna Iorio, un bacio da Enzuccio o Porsche. Ciao Enzuccio o Porsche. Allora, ragazzi preparatevi perché adesso gira la telecamera, non vorrei che tremate, ma mettete paura. No, tu sei più bello del Vesuvio. Perché, amore? Grazie, vabbè, ogni scarrafone è bella, mamma sua. No, ma tu sei bello scarafone. Maestro Salvatore Riposo, buongiorno maestro. Giriamo la telecamera, vediamo che succede. Si ci riesce, mo? Qua. E si giri giù. Non lo so. Gennaro De Luca. Voglio usarci girare più la telecamera. Non si gira più, non lo so perché. E chi lo sa? Giuseppe Mazzarella ancora, anche Bonà, mio padre piaceva vostre canzoni. Ernesto Cuciniero sta guardando il video. Ernesto, Un bacio, anche a tua moglie, auguri. E mandami un messaggio, è gratuito, va bene? Qua abbiamo l'Ettina, sì, è bellissimo. Lo so, l'Etna è bella, io vengo sempre a Catania, io vado a Radio Bella Radio. E poi ho fatto un disco con un'azienda discografica di Catania che si chiama Q-Factor. Un bacio a tutte le mamme, tanti auguri a tutte le mamme del mondo. Vi sto facendo vedere il Vesuvio stamattina. Antonio Cirillo, un abbraccio da Scafati, sì, un bacio. Ragazzi, non usarci girare più la telecamera, che vuoi che ci fa? Enzo Ali De Vito, Giuseppe Mazzarelli non viene a Palermo, certo. Ciao Franco, un bacio da Catania, Giuseppe Nicolosi, Frenci, sei un grande, grazie. Domenico Puglisi, sei bellissimo Franco, lo sei sempre stato, veramente sei un grande e ti stimo tantissimo. Lina Pacano, ti ho già fatto salutare da Franco. Allora ragazzi, vi ho salutato tutti. Mo' faccio proprio una diretta di saluti. Nicola Cannata mi ha mandato il stellatelle. Grazie Nicola. Allora, buongiorno Franco, sono non ha già letto. Però ha già girato le camere, come mai non si gira? Vediamo. Aspettate. Ah, pure così potevo fare. Che hai fatto? Eccola Ok. qua. Si è girata, visto? Però dici la verità, è più bella Napoli che avere a me, no? Allora, io adesso voglio chiudere, metto la telecamera a posto. Quella canzone che abbiamo. Sì, metto la telecamera a posto e poi vi dico che adesso io questa diretta la mando ai miei amici e gli dico ragazzi, ma vogliamo fare una bella diretta dal mio terrazzo, aspettate che non vedete più nulla. Mamma mia, com'è questo? Vogliamo fare una bella diretta dal mio terrazzo in modo che ci divertiamo un poco? E allora, vediamo se ci riesco, aspettate un po'. Ecco fatto. Penso
che l'ho messa bene, non mi richiamate perché io sono bravo. No, non sta bene, bene. Queste cose qua è bravo a farle Salvatore Architravo, ci dobbiamo organizzare. Allora, Claudio Capuano, metti quella canzone, la mettiamo ancora. Vai. Allora, Claudio Capuano, Anna Nicola Cannata, Franco 50 stelle sono offerte da mio padre. Grazie, signor Cannata. Grazie. Voglio, allora vi devo dire una cosa importante. Allontano un poco la musica per tutti i palermitani, però dovete fare che dovete arredare giardini, terrazzi, balconi, andate in viale Regione Siciliana, rotonda via Oreto e trovate l'azienda di Piero Cannata, va bene? Se lo volete telefonare, mo numero lo pigliamo. Non lo so il numero. Allora, domani faccio la pubblicità con il numero di telefono, però io ho la pubblicità qua, la possiamo mettere? Sì, ora quando finisce la canzone la mettiamo. Allora appena finisce questa pubblicità vi mando la pubblicità dell'amico mio, questa canzone, vi mando la pubblicità dell'amico mio Piero Cannata che sta in viale Regione Siciliana. Viale Regione Siciliana, rotonda via San Vito, via Oreto. Via Oreto, faccio un bordello. Enzo Alide Vito, un bacio a tutti i camionisti del mondo. Un bacio pure a mio zio Gaetano Zito. Allora, un bacio pure a Gaetano Zito. Buongiorno Franco Morino, auguri a tua moglie, la festa della mamma, grazie. Salva Barcella, buongiorno. E un buongiorno pure a Aria 51. Un bacio. Sentite che capolavoro ha scritto Peppe Russo. Sentite. Ciao Franco, saluti da Bologna, Michele Muto, grazie, Chiara Caputo, buongiorno. Condividete la diretta, condividete. Non credere più a niente, a nessuno. Stasera mi sento impazzire. Mamma. Se nel labbra di noce per dice mamma. Ma com'è bella questa canzone. Salvo Barcella, un bacio all'Aria 51. Questa canzone io l'ho pubblicata. Bravo Stefano, bravo. Questa è una preghiera questa canzone. Un bacio. Ciao Marianna, Saverio Colletta, un bacio. Tanti auguri a Carmelo, Saverio. Giuseppe Brignola, ciao, buongiorno. Ciao Giuseppe Brignola. Salve, Chiara Caputo, saluti dalla Germania. Mimmo Muzziello. Mimmo Muzzioli. Salva Barcella, grazie per le stelle. Michel dalla Germania. Allora, mettiamo la pubblicità. aspetta, sì, prepara. Allora, voglio dire, questa canzone ha vinto il Festival di Napoli. E come si faceva a non vincere il Festival di Napoli con una canzone del genere? Se questa canzone, quando è stata al Festival di Napoli, per non vincere ci doveva stare soltanto il Padre Nostro, perché una canzone più bella che questa dedicata alla mamma io non l'ho mai sentita, perché Peppe Russo, io purtroppo non c'è più, mi pare, Peppe Russo. Se fosse in vita io chiederei, o se sta in vita, chiederei a Peppe Russo, perché pure io faccio l'autore, pure io scrivo delle canzoni, no? Per cui voglio dire, c'è un termine nella letteratura per scrivere le canzoni, si chiama, non mi viene però, sa, quando un autore si inventa, non mi viene, non mi viene veramente, si chiama Libelemme. boh,
avvelenami forse. Allora, diciamo che è un pensiero, sai, una cosa che uno si immagina, no? Non mi viene. Quando ti viene non Quando ti ve lo dico rimane a sera, mi viene sicuramente. Massimo Brignola, buongiorno. Salva Barcella. Allora, Sei pronto con la aspetta, pubblicità? come ha fatto questo signor Peppe Russo a pensare che si baciano le labbra 2 volte per dire mamma? Guardate che è una cosa fuori dal normale, cioè non lo so. Comunque per me sta canzone, per quanto mi riguarda, se qualcuno mi dice un giorno questa e c'è un'altra canzone italiana che pure è bella, Massimo Zara da Perugia. Mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste parole d'amore. Questa pure è bella, no, no, No? no, non è un'aspirazione, c'è un termine che non mi viene, però domani sera ve lo dico. Allora, metamorfo, ma non lo so, non è così. Allora, però che sta che è più bella, perché mamma, solo per te la mia canzone vola, sì è bella, però si passa di labbra 2 volte per dire mamma. Ma come si fa? Come ha fatto sto Peppe Russo? Boh! Ovunque tu sia, signor Peppe Russo, grande maestro e poeta, perché poi Peppe Russo ha scritto pure un attimo Voce Mamma, mi pare, e poi ha scritto altri capolavori della musica napoletana, per cui ecco perché a volte mi piglio collera quando qualcuno tratta la canzone napoletana malamente, perché la canzone napoletana è cultura, al di là di qualcuno che, pure io, che facciamo canzoni popolari, canzoni commerciali, bisogna farle ogni tanto, però una volta nella mia vita, tantissimi anni fa, apro e chiudo parentesi, perché oggi è una giornata per la mamma, io ho avuto il piacere di stringere la mano a Lucio Dalla, a un ristorante a Pozzuoli, e mi ricordo che, siccome io sono un fan di... è lungo questo messaggio, Patrizia Matuzzo, allora, è lungo. Ho stretto la mano a Lucio Dalla e io sono un appassionato di Lucio Dalla, siccome che io sentivo delle canzoni di Lucio Dalla, dei capolavori, no? Che voi conoscete bene, e lui in quel periodo ha fatto attenti al lupo, io dissi, per me quella canzone è bella, per l'amor di Dio, il testo è un capolavoro, però era commerciale, e lui mi disse, senti Franco, per fare una bella canzone è facile, ricette, per fare una canzone commerciale è difficile, è chiaro? Per cui è vero, fare una canzone difficile è facile, ma fare una canzone facile è molto difficile, mi dovete credere, io ci ho provato un sacco di volte, ma mi riesce poco quando mai. Però si passa nel labbra 2 volte per dire mamma, si baciano le labbra 2 volte per dire mamma, per me è un capolavoro di scrittura, ok? Ah, si chiama licenza poetica, ok? Stufatti, capite questo come ha fatto a volte, per esempio, io ho scritto Antonio Casaburi e io abbiamo scritto un om tuo in cielo, voglio scrivere. Questa è licenza poetica, va bene? Che dire, io cammino sull'acqua, è licenza poetica perché è impossibile. Tu quando mi abbracci io cammino sulle nuvole, è licenza poetica. Ma proprio capite a pensare se bacia nel labbro 2 volte per dire mamma. E poi ci stanno altre canzoni, per esempio, ve ne dico una che non parla della mamma, che per me è un capolavoro, che dice cara pa amore, chiagne pa amore e caro chianta mia, rinda sta testa o chianta sta racquan, schioppa una bella rosa e io per volere a chi mi ha fatti chiagnere ciaman. La riga rosa mia tu mi perdoni, se ti scarpa sarà senza coscienza. C'è stanno ritte che mi ha ragione, fa bene scorda e si fai male, pensa. Questa è licenza poetica, ma questo come ha fatto a pensare, capite?
io sto piangendo per amore e il mio pianto cade in un vaso dove c'è una pianta di rose. All'improvviso, con le lacrime, esce fuori una rosa. Lui prende questa rosa e gliela manda a una sua donna amata e alla rosa gli dice: fai attenzione, lo so che probabilmente lei ti metterà sotto i suoi piedi, però tu mi devi perdonare, perché il nostro detto napoletano dice: se fai bene dimenticalo, se fai male pensaci. Per cui come si fa? Ma sti poeti, ma che tenevano nel cervello? Erano al di fuori dal normale, grandi poeti, e noi ecco perché stiamo ancora oggi che viviamo con la musica napoletana e che mangiamo con la musica napoletana. Per cui grazie a questi grandi poeti che hanno fatto la cultura della musica napoletana, e io avessi voluto vivere in quei tempi, perché secondo me su capolavori, Reginella, Malafemmina, Usultate innamorate, Tammurriata nera. Voi se pensate Tammurriata nera che cos'è? No? Qualche giorno dobbiamo fare una diretta che parliamo di canzoni classiche napoletane. Tammurriata nera per noi napoletani è mortificante ascoltarla, perché Tammurriata nera dice delle cose che noi la cantiamo, ci divertiamo, però è rammaricante sentire quella canzone, perché io a volte me la sento, me l'ascolto e mi sento male, perché dico, però i nostri antenati che cacchio hanno passato per mangiare, perché in quella canzone si dicono cose terribili. Se voi l'ascoltate con attenzione e riflettete quello che dice, quella canzone dice cose bruttissime del popolo napoletano, nel senso della storia, perché pensate che dici non capisci che a due sommino un grano cresce, riesce o non riesce, sempre il grano che le cresce. Sono le donne che fanno gli inciuci, no? Ognuno che l'ha fatto, che l'ha rit, il popolo napoletano degli anni 800, quando era 700, quando c'era la guerra del Novecento. È triste ascoltare quella canzone, a volte quella canzone mi fa male quando l'ascolto, perché dico guarda un po' i nostri antenati che cosa hanno passato per darci da mangiare ai figli, perciò si dice i figli sono pizzicatori. Allora passiamo alle canzoni, perché sennò Sono la pubblicità adesso. ragazzi sta per finire, vai con la pubblicità e poi dopo dobbiamo liberare un po' la memoria. Amore, è arrivato l'estate. Beh, allora che devo fare io? Come che devi fare? Dobbiamo arredare il giardino, balconi, terrazze, una bella piscina. Ah, sì, vero. E allora fai una cosa, preparati, perché ti porto con me a Palermo, in viale Regione Siciliana, rotonda via Oreto, 4833, da Piero Cannata e figli. Anzi, sai che faccio? Lo chiamo 327 65. Ciao ragazzi, ciao. Vi saluto perché si è scaricata la batteria, non mi sono organizzato. Un bacio. Buona festa della mamma a tutti. Ciao. Auguri anche a te, Cesti, e a tua mamma da Ciao. lassù.